Buonasera, buonasera, anzi buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Avremo tra poco un collegamento con Bassano del Grappa. Ieri sera a tarda ora il Consiglio Comunale ha bocciato il progetto della industrializzazione della zona di San Lazzaro con il progetto Baxi Pengo, un no clamoroso che ha spaccato la maggioranza e che ha messo in crisi la giunta, che ha messo a rischio la giunta della sindaca Elena Galan. Avremo tra poco un collegamento diretto, ma partiamo come sempre dalla cronaca e vediamo cosa è successo ieri sera a Padova a Checco Zalone, che era in scena a Villa Contarini nella cornice dei concerti estivi, è stato derubato la sera prima. Vediamo. Mi hanno portato via tutto, anche le mutande. Si vede che volevano farmi sentire a casa. Esordisce così il comico attore Checco Zalone, tornato a Padova, Piazzola sul Brenta, nella magnifica cornice di Villa Contarini con il suo spettacolo Amore più IVA. Blindatissimo, foto e riprese erano vietate. All'inizio dello spettacolo il comico ha confidato al pubblico, 8.000 persone arrivate per ascoltarlo, di essere stato derubato della valigia a Padova e di essere dunque rimasto senza niente, letteralmente in mutande. Un ritorno con beffa a Padova per il comico, del quale rimane celebre per i padovani la scena girata nel corso del film Sole a Catinelle, proprio nella città del Santo in Prato della Valle. Inizio e finale del film girati nel Padovano fra il capoluogo e Monselice, dove gli spostamenti della troupe e l'arrivo dell'attore avevano suscitato curiosità, ma anche qualche polemica. E veniamo al delitto della signora Ceschin, l'anziana di 72 anni assassinata nella sua abitazione a Conegliano. I presunti mandanti, l'ex marito, il presunto mandante, l'ex marito e i presunti killer respingono le accuse. Sentiamo cosa ha detto poco fa a Daniela Sizzia davanti al Tribunale di Treviso l'avvocato Fabio Crea. A te la linea Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo proprio di fronte al carcere di Treviso, oggi nuovo interrogatorio di garanzia. Siamo con l'avvocato Fabio Crea che è il legale di 3 degli indagati nell'omicidio di Margherita Ceschin, compreso quello che è considerato il mandante Lorenzon. Intanto la prima domanda è come sta, perché era stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Sì, è la seconda volta che viene inviato dalla casa circondariale, dall'equipe sanitaria al nosocomio di Treviso. Evidentemente le sue patologie sono tali che anche la casa circondariale ha ritenuto opportuno continuare a fare degli accertamenti. Ieri è rientrato e io oggi ho formulato una richiesta di arresti domiciliari proprio in considerazione delle sue condizioni di salute, certificate peraltro dal medico che lo ha in cura. Ecco. Oggi come è andato l'interrogatorio? È emerso qualcosa di nuovo? Si sono avvalsi nuovamente della facoltà di non rispondere? Sì, per tutti e tre abbiamo scelto la strada chiamiamolo del silenzio processuale, perché allo Stato riteniamo più opportuno, d'accordo con i miei assistiti, di attendere un approfondito studio di tutte le carte del fascicolo dei pubblici ministeri prima di rendere le dichiarazioni. La documentazione è giunta solo nella giornata di ieri, quindi un approfondimento e una valutazione con loro prima di qualsiasi dichiarazione è assolutamente necessaria. E avete già presentato un'istanza al Tribunale del riesame? Sì, nell'immediatezza della notifica, subito dopo, ho già proposto istanza di riesame e quindi nei prossimi 10 giorni ci sarà la discussione presso il Tribunale del riesame di Venezia. Ecco, lei all'inizio nel primo interrogatorio ci diceva che tutti e due, perché all'inizio aveva solo i 2 domenicani e si dicevano estranei ai fatti. Oggi anche il legale di Lorenzon, lui che cosa continua a dire? Continua a dire di essere stupito. Sì, lui conferma lo stupore dell'arresto e anche respinge quelle che sono le accuse del grave fatto che gli viene contestato, quindi diciamo che il cambio di difensore non ha modificato la sua linea difensiva. Difenderà comunque tutti e 3 per ora? Sì, allo Stato non ci sono profili di incompatibilità e quindi sicuramente sì.
Ecco, adesso i prossimi passi, avvocato, quali saranno da qua ai prossimi giorni? Ma intanto per il signor Lorenzon attendiamo nei prossimi 5 giorni, nei termini di legge, la decisione del giudice in merito alla richiesta di arresti domiciliari. Per lui e per gli altri attendiamo l'udienza avanti al Tribunale della Libertà di Venezia per il riesame della misura cautelare, quindi anche per i profili di merito e sulla gravità indiziaria. Grazie davvero, grazie avvocato. Da qui da Treviso è tutto, la linea nuovamente allo studio. Grazie a Daniele Sizzi. Andiamo avanti con la cronaca nera, ma a Padova questa mattina c'è stata l'autopsia sul corpo di Albert Deda, il giovane albanese che era stato ucciso a coltellate domenica nel quartiere Forcellini. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per capire quale sia stato il movente. I carabinieri del RIS di Parma esamineranno i coltelli da cucina sequestrati dalla scientifica che domenica pomeriggio ha passato al setaccio la scena del delitto e l'appartamento di via Dorighello, dove è iniziata la lite culminata nell'accoltellamento a morte di Albert Deda, 24enne albanese. Arrestati con l'accusa di omicidio e di tentato omicidio di altri 2 connazionali tuttora in ospedale ci sono i fratelli Ilmi e Clinton Rakipai, 24 e 19 anni, bloccati a Gorizia, a 20 km dal confine con la Slovenia mentre tentavano la fuga all'estero. I 2 si sono cambiati i vestiti sporchi di sangue, acquistando abiti nuovi. I carabinieri nella Clio rossa usata per scappare hanno trovato gli indumenti macchiati di sangue che insieme ai coltelli da cucina repertati sono stati inviati al RIS di Parma per le analisi. I carabinieri della scientifica domenica sono rimasti fino a tarda serata in via Dorighello, analizzando e fotografando le numerose tracce di sangue che dall'androne del palazzo arrivavano fino al 4º piano dove si trova l'appartamento dei fratelli Rakipai. Anche i cellulari di tutti e 5 gli albanesi che hanno partecipato alla lite verranno analizzati. Intanto questa mattina verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Albert Deda. Ad ucciderlo forse un unico fendente al cuore. Verranno eseguiti anche esami tossicologici, poi la salma del giovane dovrebbe essere restituita ai familiari per i funerali e il rimpatrio in Albania. Vi dicevamo in apertura il clamoroso no ieri sera a Bassano del Grappa in comune rispetto alla proposta, al progetto di ampliare le aziende nella zona di San Lazzaro, il progetto Baxi Pengo, clamoroso no e scontro politico con la maggioranza a questo punto a rischio. In diretta da Bassano del Grappa Vanessa Banzatto con l'ex sindaco Roberto Poletto. A te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno direttore, mi trovo proprio assieme all'ex sindaco Riccardo Poletto che tra l'altro ieri ha presieduto il consiglio comunale bollente, lo possiamo definire così, che si è tenuto nella sala consiliare, presieduto dopo le dimissioni di Stefano Facchin. Consiglio comunale bollente è uscito con questo 12-12 sì no per quanto riguarda la questione dell'area di San Lazzaro, Area Verde San Lazzaro, però c'è stato davvero una spaccatura importante a livello politico e voi oggi avete voluto riunirci in conferenza stampa perché dite ormai la maggioranza è finita. Ma sì, ieri sera c'era, penso, una delle decisioni più importanti di questi 5 anni di amministrazione Pavan, probabilmente la più importante. È una decisione che è stata posta al Consiglio Comunale come una sorta di auto, di prendere o lasciare. Noi abbiamo rifiutato questa impostazione perché crediamo che i problemi vanno risolti con un processo partecipativo di concertazione con tutti gli attori del caso. E da una parte siamo contenti per l'altissima partecipazione che c'è stata anche di persone che sono venute a sentire o che sono rimaste collegate fino alle 2 del mattino per capire le varie posizioni e capire come poi andava a finire, e soprattutto siamo stati contenti del risultato, una parità che non ha fatto passare una cementificazione incredibilmente vasta e pesante nell'area che ho in questo momento alle spalle. Bisogna però anche prendere atto di un dato politico che è emerso da ieri sera. Ieri sera la maggioranza si è spaccata, si è sfaldata. Volendo parlare anche in termini di collocazione politica, un osservatore potrebbe dire che un governo di centrodestra ha perso completamente il centro, sia nel senso che non ha più un centro di equilibrio, sia nel senso politico del termine, cioè quelli rappresentanti
consiglieri comunali di maggioranza che appunto rappresentano la parte più moderata della città del centrodestra o hanno votato contrari a questo tipo di proposta di impostazione o hanno scelto l'astensione. Quindi a parte Fratelli d'Italia e Lega, insomma, che sono riusciti a regimentare grazie agli ordini scuderia i propri consiglieri, gli altri hanno votato in coscienza e hanno votato in maniera difforme da quelle che erano le indicazioni del sindaco. Ora, cosa fare in questo momento? Noi crediamo che a questo punto si debba certificare la fine di una alleanza politica che ha traballato fin dall'inizio, perché non dimentichiamo Tamara Bizzotto, fatta fuori, diciamo, politicamente già dopo il primo anno, era la più votata della Lega, assessore alla sicurezza, scaricata dalla sindaca. Non dimentichiamo le dimissioni polemiche del vice sindaco giusto un anno fa, vice sindaco Marin, che se ne andò non per motivi personali ma perché in rotta di collisione con un modo di governare la città che non lo vedeva d'accordo. E non dimentichiamo da ultimo le dimissioni del Presidente del Consiglio, anch'egli rappresentante di maggioranza eletto nelle liste della Lega, che in questa fase non soltanto si è dissociato dalla votazione ma si è anche dimesso dal gruppo della Lega. Quindi questa maggioranza non c'è più nei fatti, il voto di ieri lo certifica e quindi a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, meglio andare a elezioni il più presto possibile. Infatti tra l'altro anche il PD non soltanto cittadino ma anche il PD regionale sta chiedendo proprio le dimissioni della sindaca Pavan. Quando una maggioranza che ha vinto le elezioni con un programma non esiste più, si rischia davvero di tirare avanti, di tirare a campare. Poi in questa fase puntualmente ognuno cercherà di piantare qualche bandierina, di smarcarsi, perché si entra bene o male in campagna elettorale, quindi è meglio chiudere quanto prima possibile, anticipare le elezioni se possibile, in modo che poi ci possa essere una maggioranza coesa. Decideranno i cittadini quale. E invece per quanto riguarda il futuro di quest'area alle nostre spalle, cosa proponete voi ora? Allora, per il futuro di quest'area deve rimanere a destinazione agricola, perché si tratta di uno degli ultimi pezzi di quell'identità rurale e campestre bassanese che altrimenti verrebbero cancellati e ne avremo ricordo soltanto nelle fotografie. Bisogna oggi dare una risposta il più presto possibile alle esigenze di ampliamento della ditta Baxi, quella che noi continuiamo a chiamare le smalterie di Bassano. Quindi abbiamo proposto già da ieri sera, proprio subito dopo la votazione del Consiglio alle 2 del mattino, di istituire un tavolo il più ampio possibile per cercare un'alternativa a quell'out-out che ieri è stato posto, che abbiamo rifiutato, ma che lascia comunque i problemi aperti, e su questo bisogna essere onesti. Quindi siamo ben disponibili di sedere a fianco della sindaca, dei sindacati, delle proprietà, dei quartieri interessati, di tutte le categorie, di tutti i soggetti coinvolti, per trovare 1, 2, 3 soluzioni il più presto possibile. Bene, allora io ringrazio l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, e ricevo la linea allo studio. Grazie. Noi vediamo adesso un servizio che riepiloga tutto quello che è successo in questo Consiglio Comunale che è finito a tardissima notte. Vediamo. 12 favorevoli, 12 contrari. Contrari Paola Bertoncello, Marina Bizzotto, Roberto Campagnolo, Chiara Campana, Giovanni Cunico, Stefano Facchin, Lucia Fincato, Erika Fontana, Riccardo Poletto, Anna Taras, Bruno Trevisan, Angelo Vernillo. Il Consiglio non approva. Buonanotte a tutti. Finisce così, con un applauso di bassanesi a notte fonda, il lunghissimo Consiglio Comunale che ha decretato la bocciatura del protocollo Baxi-Pengo. Dopo settimane di tensione altissima in città, l'Assemblea ha deciso di non approvare il provvedimento con i voti dell'opposizione compatta e 3 voti contrari della maggioranza. Hanno detto di no, infatti, Stefano Facchin, ex presidente del Consiglio Comunale, che ha dato le dimissioni proprio per la vicenda di San Lazzaro, Marina Bizzotto e Lucia Fincato. Che i primi 2 siano ancora parte della maggioranza, viste le ultime vicende, è tutto da appurare, mentre per la terza si apre uno scenario del tutto nuovo. E Chiara Tessarolo, di Forza Italia, sempre in maggioranza, ha deciso di uscire dall'aula nelle 2 votazioni dopo un intervento molto critico sul protocollo, decretando in sostanza il pareggio. Anzi, il doppio pareggio, perché si è votato 2 volte
e la maggioranza di Elena Pavan non è riuscita a portare a casa il risultato tanto atteso. Che il tema fosse di quelli che spaccano l'opinione pubblica lo dicevano i volti di tantissimi bassanesi che avevano deciso di arrivare in municipio per seguire i lavori. D'altronde la città si era più volte espressa tramite quartieri, residenti, associazioni di categorie e ambientaliste sulla necessità di salvaguardare l'ultimo lembo di campagna bassanese. Quel che succederà ora in Baxi è tutto da vedere, ma pare che ci sia la volontà di aprire un tavolo per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro delle linee produttive della multinazionale. Per la reazione a catena che avrebbe dovuto liberare spazi all'ex Yard per consentire da una parte l'allargamento di Baxi e dall'altra la costruzione di un polo nuovo di Pengo in San Lazzaro, la votazione suona invece come un de profundis. Insomma, il voto in Consiglio è solo il punto di partenza verso una nuova visione della città e sono in molti a chiedersi anche che cosa accadrà all'amministrazione Pavan dopo questo smacco politico e amministrativo. Intanto si riparte da qui, dei bassanesi e dei loro volti tirati prima della discussione, dei loro applausi a partita finita. Poi si vedrà. Avete sentito prima del servizio il commento dell'ex sindaco Riccardo Poletto. Adesso torniamo alla cronaca, la cronaca nera che riguarda in questo caso un incidente stradale gravissimo avvenuto a Chioggia. Un giovane centauro di 22 anni ieri ha investito sulle strisce pedonali una passante. Lui è morto, la persona investita è grave in ospedale, il motociclista abitava a Piove di Sacco e ci colleghiamo con Anna De Roberto in diretta. A te la linea, Anna. Direttore, buongiorno. Sì, siamo nella frazione di Sant'Anna di Piove di Sacco, nel Padovano. Accanto a me c'è Don Giorgio, parroco della parrocchia di Sant'Anna. Don Giorgio ha battezzato Simone Materazzo, questo è il nome del giovane che è deceduto ieri nell'incidente stradale. Simone stava correndo lungo una strada, stava tornando da lavoro e con la moto ha toccato una turista, come hai ricordato tu, e nell'impatto è stato sbalzato dalla sua motocicletta. Purtroppo è morto sul colpo e questa mattina questa frazione è avvolta davvero da un grande senso di lutto, perché appunto Don Giorgio ricordava quanto Simone fosse conosciuto, fosse amato, faceva parte degli scout, la famiglia molto conosciuta che abita tra l'altro a pochi passi da qui dove siamo noi. Lei li ha incontrati questa mattina, loro sono a Chioggia, che cosa vi siete detti? Sono in contatto con la famiglia da ieri sera e questa mattina anche ci siamo sentiti. A casa c'è solo la nonna e quindi questa mattina ho salutato lei, la Franca, che è una nostra assidua frequentatrice e che distrutta mi ha raccontato un po' alcune cose degli ultimi giorni di Simone. Una famiglia attiva, perché con le due figlie anche un po' più vecchie di Simone ha sempre frequentato sia la comunità parrocchiale, la catechesi, gli scout. Ecco, l'immagine che ho spesso di Simone è anche una delle ultime volte che l'ho incontrato, quanto è cresciuto, perché lui era quasi una mascotte ai campi scout, veniva sulle spalle del papà a trovare le sorelle e ha masticato scoutismo ancora prima di esserne parte. Poi è cresciuto e ha trovato nel calcio la sua modalità anche di esprimersi, di vivere la sua vita, il desiderio di fare, di vivere pienamente. Ecco, io lo voglio ricordare così, come un ragazzo pieno di vita, ecco, desideroso di provare il più possibile, un ragazzo amato, particolarmente dalla sua famiglia, ecco, e quindi una persona che aveva voglia di vivere. Tra l'altro il papà ha ricordato il figlio in un post ieri, cioè per la prima volta insomma, ha voluto lui comunicare quello che era accaduto al figlio a tutte le persone della comunità. Il post, direttore, dice: ieri pomeriggio la mia famiglia è stata colpita da una tragedia che nessun genitore familiare dovrebbe vivere. È iniziato il periodo più triste della mia vita. Mio figlio Simone è deceduto in un incidente stradale, avrebbe compiuto 20 anni domenica prossima.
siamo distrutti. Ecco, questo bisogno di condividere, anche di urlare, no? Di condividere il dolore. Allora, direttore, noi abbiamo preparato un servizio che in qualche modo racconta la cronaca dell'incidente e della giornata di ieri. Ve lo facciamo vedere e poi appunto riprendiamo la linea per un'ultima battuta. Allora, prego, chiedo alla regia di far vedere il servizio. Prima lo schianto contro una donna che stava attraversando la strada, poi la drammatica caduta a terra della moto che stava guidando. È morto così il 19enne Simone Matterazzo. Erano le 4:30 di ieri quando il ragazzo in sella alla sua moto, nel tentativo di schivare una giovane turista francese di 21 anni intenta ad attraversare la strada, ha perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra. Matterazzo, secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Chioggia, sarebbe morto sul colpo, dopo aver battuto la testa contro un paletto a bordo della strada. Stava tornando a casa dal lavoro. Nonostante il tentativo del ragazzo di evitare la donna che stava attraversando la strada con un gruppetto di amiche, la turista è stata travolta. Intubata, è stata portata d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. L'elicottero del SUEM è atterrato allo stadio Ballarin. I soccorsi chiamati dai passanti che hanno assistito alla scena e provato a prestare i primi aiuti. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale. Non ci sono tante parole da dire, solo ciao amico, dovunque tu sei, rimani con la grinta, la simpatia e l'allegria, ti ricorderò per sempre. Queste parole accompagnano il post con la foto di Simone che grida vittorioso al termine di una partita, il suo mister dell'USD Fossò, Matteo Cagnin. Ecco, avete sentito, c'è una ragazza che è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Questa mattina la famiglia di Simone è andata a Chioggia perché appunto sono in corso degli accertamenti, bisognerà capire che cosa è accaduto. Simone potrebbe essere stato anche colto da un malore prima di perdere il controllo della moto. Lei ci conferma appunto che questa mattina loro erano lì e ci vorrà qualche giorno per fissare la data dei funerali. Certo, staremo in attesa. Siamo d'accordo con i genitori di incontrarci oggi pomeriggio per vedere un po' le cose, per capire che cosa si può fare anche in questo momento di particolare dolore e difficoltà. Direttore, da Sant'Anna di Piove di Sacco restituisco la linea. Grazie molte Anna De Roberto e al suo ospite. Parliamo di migranti, una notizia che è arrivata oggi è che è saltato nuovamente quell'accordo che riguardava la redistribuzione dei migranti in Europa. Di nuovo si oppongono Polonia ed Ungheria, quindi siamo punto e a capo. Il Veneto cerca di far necessità virtù con un protocollo che è stato firmato da Regione Anci, cioè dal Presidente Zaia e dal Sindaco di Treviso e Presidente dell'Anci Mario Conte, che prevede l'accoglienza diffusa per non ricreare la situazione degli hub. Sentiamo cosa dice al riguardo il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. SOS Migranti. La lunga estate degli sbarchi porterà più di 4.000 profughi in Veneto, dove già sono stati collocati 7.800 richiedenti asilo. Ma il grande rebus resta all'accoglienza, dove e come dare vitto e alloggio a chi approda in Italia. Due modelli a confronto, i grandi hub oppure l'accoglienza diffusa in piccoli nuclei. Secondo alcuni è più semplice invece il controllo di piccoli nuclei, perché sono più facilmente coinvolgibili e quindi è più facile riuscire ad averne la disponibilità, riuscire a capire come diciamo, riuscire a controllare spostamenti o quant'altro. E sui grandi hub generano diciamo, delle situazioni numericamente importanti, però per quanto mi riguarda sono più facilmente controllabili dalle forze di polizia, dalle forze di sicurezza, insomma, e quindi la scelta dovunque cada, secondo me, non cade in piedi in nessuno dei due casi. Pensieri e parole di Davide Dorantani, il sindaco di Castelgomberto che per mancanza di spazi ha rimandato in prefettura i migranti che gli erano stati assegnati. Nella sua stessa condizione tanti altri sindaci del Vicentino che non hanno le condizioni per fare accoglienza. Altri invece hanno già collocato i profughi ricevuti ma non possono continuare all'infinito. Si pone insomma un tema che non è ancora stato risolto.
Una risposta potrebbe arrivare dal famoso protocollo sottoscritto da Regione e ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che proporrebbe la soluzione dell'accoglienza diffusa, una formula condivisa sia da Mario Conte, sindaco di Treviso, che da quello di Vicenza, Giacomo Possamai. Con Mario Conte, il sindaco di Treviso, che è anche presidente dell'ANCI, per cui dei sindaci veneti, entrambi abbiamo condiviso la volontà di evitare in ogni modo la presenza di hub, di tendopoli, di grandi concentrazioni di migranti nei centri urbani, in particolare visto che siamo sindaci di Treviso e di Vicenza, ma in generale sul territorio. Tutti e due privilegiamo un sistema di ripartizione, di accoglienza diffusa per fare in modo che non ci siano grandi concentrazioni che mettono chiaramente in difficoltà sia sul fronte dell'organizzazione e sia su quello dell'integrazione. Il nuovo protocollo non è ancora stato rivelato. A quanto pare proporrebbe una cabina di regia tra Regione e ANCI Veneto per coinvolgere più possibile i sindaci e per dargli voce nella gestione dell'accoglienza. Il protocollo è importante perché assegnerà un ruolo ai sindaci e gli darà la possibilità di partecipare alla discussione e all'organizzazione della presenza dei migranti sul territorio. È chiaro però che è anche un protocollo che responsabilizza tutti i sindaci, perché nel momento in cui si condivide una responsabilità con la prefettura, in questo caso è compito di tutti noi trovare gli spazi e fare in modo che la distribuzione sia omogenea sul territorio. Un protocollo che responsabilizza i sindaci, ma resta il tema degli arrivi. Se da quel gigantesco serbatoio che è l'Africa continueranno gli sbarchi, quanto reggerà il sistema dell'accoglienza diffusa? E quando finiranno gli spazi, cosa resterà da fare? Tornerà l'ipotesi delle tendopoli? E poi, ancora dopo? Terminiamo così, con una domanda, perché questo fronte, quello dell'accoglienza, non ha ancora dato risposte definitive. Servizio Carlo Alberto Inghileri è proprio così, stanno continuando gli sbarchi, da più parti si dice che non dovrebbero arrivare i migranti, ma non si fa nulla perché questi flussi vengano in qualche modo attenuati, se non nel tentativo di fare accordi bilaterali con i paesi nordafricani. E c'è quindi, ci sono le grandi difficoltà dei comuni in Veneto e ci sono le perplessità dei cittadini. Vediamo. Accoglienza migranti, un tema che non trova pace e per il momento ancora risposta in tutta la regione Veneto. In attesa di conoscere il protocollo sull'accoglienza, già approvato e firmato dal presidente Luca Zaia ma ancora non diffuso, le amministrazioni del territorio puntano al dialogo tra vicini di casa. Comune di Tese sul Brenta, Cartigliano, assieme ad altre amministrazioni dell'area berica oltre che la Curia, sedute a un tavolo di confronto in prefettura per capire come affrontare l'emergenza e la risposta arriva univoca, non ci sarebbero le strutture. Siamo pronti per accogliere qui a Bassano del Grappa? Ad accogliere ancora? Per il decremento demografico nostro bisogna accogliere qui da fuori. Ma dai, uno all'anno magari riesce a emanciparsi e integrarsi, così non si integra nessuno. Quelli giovani e vecchi, tutti a casa sua, quelli che lavorano restano qua, basta, non c'è altro da dire. Sì, si può accogliere, ma però in modo graduato. Lei è a favore dell'accoglienza allora? Sì, certo, siccome che io sono sempre stata all'estero, sono nata in Francia e fino a 20 anni che mi sono sposata a Ginevra. Dopo un italiano mi ha sposato, sto tornata in Italia. È un grosso problema e sarebbe da avere la possibilità di accoglierli, però i problemi sono troppi anche per noi che siamo qui, insomma bisognerebbe che si potessero risolvere. Dipende da chi si accoglie. Il Bassano è pronto ad accogliere secondo lei? Non lo so questo. Io ho accolto bimbi della Bielorussia tanto tempo fa. Insomma, è stato bello così, però non so se sono pronti. Ma io sono già un immigrante perché vivo in Canada, 53 anni in Canada. Gli immigranti ci servono in Canada, ci servono in Italia, chi ha voglia di lavorare. Accogliere persone che hanno bisogno è importante. Accogliere persone senza regole, senza gestire le cose è un errore per loro e per il paese che li accoglie. È giusto accogliere? Porca miseria, è altro che giusto. La gente dovrebbe poter andare in qualsiasi parte del mondo. Siamo cittadini del mondo e le culture se si mischiano
è solo una ricchezza. Una notizia appena arrivata dal Bellunese, vediamo la prima pagina del Gazzettino Online. Panico per le strade di Valle di Cadore, uomo urla e minaccia i passanti armato di macete e accetta. Cercheremo di saperne di più dalla nostra corrispondente Tiziana Bolognani. Intanto la presenza anche di migranti, di sbandati è la causa del degrado di tante città, tra queste c'è Treviso, in particolare in una zona del centro, in piazza Borsa, e sono state prese delle misure, tra queste anche il DASPO urbano, per evitare che questi sbandati si accampino proprio nel centro della città. Vediamo. Le urla arrivano da via Fiumicelli, sono da poco passate le 12, la pattuglia della polizia locale è in presidio in piazza Borsa. I 2 agenti inseguono il ragazzo che dà in escandescenza, prende a calci una transenna, poi scappa. Era insieme al gruppetto che poco prima stazionava ai giardinetti Sant'Andrea. Le urla per uno zainetto, probabilmente una crisi di astinenza. Polizia che da tempo attenzione ai soggetti che stazionano nel quadrante. I controlli da ieri sono stati intensificati. Residenti e commercianti assistono alla scena. Qui è sempre così tutti i giorni, qui lasciano, guardi, bottiglie vuote, immondizie. Io ho chiamato più volte anche i vigili, ma qui è così, guarda che roba. Li vede spesso? Sempre no, spesso, sempre qua. Quindi bene che ci sia la polizia. Di più, ci vorrebbe di più e più cattivi. Si è mai sentito in pericolo? Ma un paio di spintoni li ho anche dati prima che perché delle volte si arriva anche allo scontro fisico. Fanno in modo che io debba mettermi in posizione in cui il borseggio diventa facile. Per esempio mia moglie è stata borseggiata proprio qui dove è scritto cicli a mano. Il signor Giorgio diversi anni fa aveva organizzato delle merende ai giardinetti Sant'Andrea con alcuni residenti della zona per ripopolare il parchetto. Chiedono soldi o sigarette, le urla sono frequenti, riferisce il titolare del bar Ginger Ale di via Fiumicelli. È da un paio d'anni a questa parte. Sono questi immigrati che magari un po' disadattati che creano dei problemi. Dalla mattina alla sera. È sotto gli occhi di tutti, non è che ci sia... È un dispiacere di vedere una zona che potrebbe essere ad uso di tutti, ad uso esclusivo per certe persone. Di situazione pesante parlano altri residenti che abbiamo fermato. Alle 13 la situazione rientra, intanto è ancora in fase di valutazione l'adozione di eventuali DASPO per i soggetti che sono già noti alle forze dell'ordine. E anche la Polizia Municipale di Treviso impegnata in piazza Borsa. Sentiamo cosa dice il comandante dei Vigili Urbani Andrea Gallo. Evidenzio il fatto che dal 1 gennaio ad oggi il comando ha garantito in orari sempre diversi i cosiddetti servizi fissi in tutta quella zona lì, che ha conteggiato ben 600 ore di servizio piedato con un aumento del 50% delle ore rispetto all'anno scorso. Questi servizi hanno permesso anche di elevare numerosi verbali per la violazione dei regolamenti comunali che riguardano la detenzione e il consumo di alcol, arrivando ad oltre 40 verbali nei primi 6 mesi dell'anno. L'impegno naturalmente continuerà anche nelle prossime settimane. Anche oggi il servizio è stato garantito sia di mattina che di pomeriggio, questo per aumentare anche quella percezione di sicurezza che i cittadini chiedono in certe aree. E sono sempre i migranti al centro di molti fatti di cronaca. È un clandestino appena maggiorenne, ma già con diversi precedenti penali, giovane che giorni fa aveva lanciato in aria sedie e tavolini in Riviera 20 settembre a Mestre, sarà rimpatriato in Tunisia. È un 18enne tunisino irregolare in Italia, appena maggiorenne ma già con diversi precedenti penali, il giovane che dava in escandescenze lanciando in aria sedie e tavolini di un bar in Riviera 20 settembre, in un video diventato emblema dell'allarme sicurezza che si respira a Mestre.
Ad una decina di giorni di distanza, polizia e guardia di finanza sono riusciti ad identificarlo, rintracciarlo e soprattutto trasferirlo al CPR di Gradisca di Sonzo, dove è in attesa di essere rimpatriato. Durante la sua permanenza in Italia, già da minorenne aveva collezionato svariate denunce per furto, resistenza a pubblico ufficiale e comportamenti violenti sia nei confronti delle forze dell'ordine che degli operatori impegnati nelle comunità nelle quali era stato ospitato. Nel veneziano in particolare era stato più volte denunciato da questura e polizia locale per rapina, furto e porto d'armi o di oggetti atti ad offendere. A fine aprile di quest'anno, inoltre, era anche riuscito a fuggire dal CPR di Milano durante il transito verso l'aeroporto che doveva rimpatriarlo. A Mestre è stato fermato ieri dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei servizi straordinari interforze coordinati dalla Polizia di Stato nell'area del quartiere Piave. E poi dicono che con questi continui arrivi l'Italia non sarà destinata, perché non è la Francia, ad avere le banlieue, le periferie degradate dove poi basta una scintilla per far scoppiare una violenza. È stata messa a ferro e fuoco Parigi qualche settimana fa, ma continuano ad arrivare e non solo avrebbero bisogno di un lavoro, avrebbero bisogno anche di un tetto, non hanno né l'uno né l'altro e quindi si dedicano anche alle rapine per sopravvivere. Un uomo di origini marocchine ha fatto una rapina a Castello di Godego, una rapina a mano armata, ed è stato arrestato per aver appunto rapinato un tabaccaio. Vediamo. Armato di coltello da cucina, ha rapinato una tabaccheria cercando poi di dileguarsi a piedi, ma l'immediato allarme lanciato dal titolare del negozio ha permesso ai carabinieri di individuarlo e arrestarlo in flagranza. L'episodio lunedì mattina a Castello di Godego. A essere presa di mira dal malvivente, un 37enne di origini marocchine, la tabaccheria di via Piave. Verso mezzogiorno l'uomo è entrato nel punto vendita armato di una lama di quasi 20 centimetri e si è fatto consegnare il contante che aveva in cassa, circa 700 euro. Infine è scappato. Sulle sue tracce si sono subito messe diverse pattuglie dell'Arma che hanno rintracciato il rapinatore in via San Pio X a Castelfranco. Perquisito, il 37enne aveva ancora addosso il coltello e l'intera somma di denaro che è stata sequestrata insieme al coltello e poi restituita al tabaccaio. Il magrebino è stato infine condotto a Santabona, dove il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha stabilito che rimanga, confermando la custodia cautelare in carcere. Servizio di linea Paronetto, è ricoverato in prognosi riservata a Padova il bimbo di 2 anni di Marghera caduto dal 3° piano dopo un volo di oltre 10 metri. È un vero e proprio miracolo che sia sopravvissuto. Vediamo. E salvo per miracolo il bimbo di 2 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova dopo essere caduto dal 3° piano per essersi sporto dal balcone di casa ed essere precipitato a terra facendo un volo di oltre 10 metri. Il fatto mercoledì 26 luglio intorno alle 22 in via Beccaria a Marghera. A chiamare i soccorsi con il 118 gli stessi genitori, con il bimbo ferito trovato a terra da una turista francese mentre stava facendo il ritorno nell'albergo che si trova di fronte casa del piccino, attirata dal suo pianto. Nella ricostruzione dei fatti, tra le ipotesi, anche quella secondo la quale il bimbo possa essere precipitato dopo essersi arrampicato sulla sua macchinetta giocattolo, posizionata proprio in terrazza, perché ha attirato dei suoni e rumori provenire da giù in strada quando all'improvviso ha perso l'equilibrio. Ma tutto è ancora al vaglio della polizia locale di Venezia, con i genitori e anche alcuni parenti del bimbo, chiamati anch'essi a testimoniare sull'accaduto. Un attimo, un solo momento di distrazione che il caso ha voluto fortunatamente non fosse fatale per il piccino che, ricoverato in intensiva pediatrica, fortunatamente non è in pericolo di vita. Vediamo la situazione che riguarda 2000 famiglie a Mestre che sono senza medico di base. C'è stata un'interrogazione in regione da parte del Partito Democratico. Sono 2000 famiglie del terraglio Favorita sfrattate appunto dagli ambulatori, sfrattate tra virgolette, non ci sono i medici di base, quindi non possono ricorrere alle cure del medico. Vediamo. Quartiere Favorita del Terraglio, Mestre.
A breve resteranno 1.800 cittadini scoperti dal servizio di un medico. Da martedì 1 agosto la comunità di quasi 2.000 persone di Mestre della Favorita Terraglio sarà senza il medico di base, o meglio, la continuità assistenziale verrà garantita, ma attraverso un sostituto che però avrà sede fuori dal loro territorio, e cioè in Corso del Popolo. Con il rischio di avere 1.800 cittadini che si troveranno in loco vicino casa con un servizio che verrà a mancare, in una zona prettamente con delle carenze di collegamenti infrastrutturali e di servizio pubblico che non sono capillari in tutte le ore e che non sono capillari in tutte quante quelle che sono le diramazioni appunto del quartiere. La denuncia da parte del consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, Jonathan Montanariello. Sulla questione presentata un'interrogazione urgente chiedendo alla Regione quali i provvedimenti che intenda prendere. Noi abbiamo presentato immediatamente un atto ispettivo all'assessore Lanzarin per chiedere di intervenire e dare voce a quelle che sono le istanze e le preoccupazioni legittime dei cittadini. Le famiglie in questione si sono attivate mobilitandosi con una raccolta firme per chiedere con forza il sostituto sia presente almeno nella loro zona. Abbiamo capito che mancano i medici in medicina generale, sono centinaia le zone nel Veneto scoperte, però non tutti i territori sono uguali, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e di dare copertura lì dove quei territori che si trovano senza servizio subirebbero un grande disagio. Ed ora vediamo la storia di un medico che si era ammalato di Covid nel 2020, sta affrontando una lunga riabilitazione e dice: sono stato lasciato solo. Vediamo. Quel periodo era pieno di Covid, dovevamo rianimare una marea di gente. Il dottor Gianni Calabrese, chirurgo maxillofacciale, nei mesi del Covid è stato in prima linea, ha girato i pronto soccorso di mezzo Veneto fino a novembre del 2020, quando il Covid ha colpito anche lui. In coma 4 mesi, 8 mesi in terapia intensiva, poi il risveglio. Quando ho sentito le voci dei ragazzi mi sono svegliato, ma ero invalido, in carrozzella, va bene. Ho continuato ad avere la vicinanza, la solidarietà dei miei amici, dei miei colleghi, ma le istituzioni non ci sono più state. Dopo il risveglio, la lunga riabilitazione dove non sono mancate le difficoltà, l'epilessia e ora un nuovo intervento per necrosi al femore come conseguenza dei lunghi mesi di coma in posizione supina. Il medico, sostenuto dalla famiglia e dai colleghi, non ha mai mollato, ma dice con amarezza le istituzioni lo hanno lasciato solo. Durante il coma, l'ENPAM ha chiesto a mia moglie che io versassi i contributi, 6.000 euro, per quello che avevo guadagnato l'anno prima. Nel racconto del dottor Calabrese tutto l'amore per la sua professione, ma allo stesso tempo il dispiacere perché da eroi in tempo di Covid a dimenticati subito dopo la fine dell'emergenza il passo è stato breve. L'amarezza è che ti sei trovato a lavorare e guardi che come coscienza lo farei di nuovo ancora domani mattina per la mia coscienza di medico. Però perché gli eroi era il popolo, erano i cittadini che ci chiamavano eroi e io credo che noi lo sentivamo, la vicinanza della gente che ci vedeva in un certo modo, ma poi tutto il resto, le istituzioni, lo Stato, la USL, la Regione e via dicendo, ci ha lasciato da sole. Cioè noi abbiamo dovuto pagarci tutto. Andiamo a Venezia, c'è stato un polverone politico in Consiglio regionale per l'invito a una lectio magistrale del professor Alessandro Orsini al centro di polemiche per le sue posizioni filo-russe. Vedo in diretta dal Consiglio regionale Filippo Fois, a te la linea. Buongiorno da Venezia, si è appena conclusa la lectio magistralis del professor Alessandro Orfini e non possiamo dire che non ci siano state delle polemiche. Io aprirei con questo prima di iniziare di entrare nel merito. Il Partito Democratico ha definito la sua presenza qua inopportuna, Fratelli d'Italia addirittura ha detto ai suoi consiglieri di non venire ad ascoltarli.
Ma no, va bene, io rispetto tutti, quindi come dire, rivolgo un saluto molto affettuoso a tutti coloro che hanno partecipato e anche a coloro che hanno scelto di non presentarsi, quindi credo di aver capito cosa è Fratelli d'Italia. Sì, Fratelli d'Italia ha detto che non dovevano venire i consiglieri. E poi quale altro partito? Il Partito Democratico ha detto che non era opportuna la sua presenza. Ah sì, va bene, allora. Comunque li ringrazio. Li ringrazio, sì, li ringrazio lo stesso, anche se non hanno partecipato. Ecco, diciamo che ha partecipato naturalmente il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, l'assessore Roberto Marcato e poi i consiglieri Favaro e Sandona, che era l'organizzatore dell'evento, più l'ex deputato Franco Rocchetta. Senta, in Ucraina che cos'è che non ci dicono? Perché lei ha una posizione diversa, diciamo, da quella che è definito la stampa predominante. Ma, diciamo, le questioni che non vengono trattate, non c'è soltanto il problema di informazioni che non arrivano, c'è il problema di informazioni che vengono censurate, cioè che semplicemente non vengono immesse nel sistema dell'informazione. Poi ci sono le informazioni che vengono immesse in maniera completamente distorta e poi ci sono le questioni che non vengono trattate. Quindi se noi parliamo del rapporto tra i media dominanti in Italia e la guerra in Ucraina, direi che questo è un rapporto che si articola in almeno 3 dimensioni, che quelle che ho indicato. Tra le questioni che non vengono trattate c'è quella delle cause della guerra in Ucraina. Quindi dicevo così scherzosamente che è morta la mentalità scientifica in Italia e la guerra in Ucraina è scoppiata per magia. È l'unica guerra senza cause. Lei oggi durante la sua Lectio Magistralis ha elencato tutte queste cause, naturalmente risalgono a diversi eventi che si sono verificati negli ultimi anni. Ogni volta lei ha usato la stessa parola, umiliazione di Putin. La Russia è stata pesantemente umiliata, come ho documentato nel mio libro, dal 1991 fino al 2022. Quindi ho cercato, coprendo un arco temporale molto esteso, ho suddiviso la storia della Russia in 2 grandi periodi. Il periodo nero, così l'ho chiamato, sotto la presidenza di Yeltsin. Io ho elencato in questa mia lezione, anche nel mio libro, tutte le umiliazioni internazionali cui la Russia è andata incontro a causa del suo tragico indebolimento. E poi il secondo periodo è quello che ho definito il periodo del recupero con Putin, ma ho mostrato che anche durante la presidenza di Putin, che quindi si articola a partire dal 1° gennaio del 2000, quando diventa presidente ad interim, fino ad oggi la Russia è andata incontro a rovesci molto importanti. Proprio il fatto che lei usi però questo verbo, umiliare, significa quasi che la ragione sia tutta da una parte e il torto tutto dall'altra. Per quello le danno forse anche la danno vicina a Putin, che è una delle critiche maggiori che le fanno. No, diciamo che l'umiliazione è una categoria scientifica, nel senso che non contiene un giudizio di valore. Il fatto che la Russia abbia subito un'umiliazione quando la NATO ha deciso di bombardare la Serbia, nonostante l'opposizione di Yeltsin, questo è un fatto che è documentato, non è espressione di un giudizio di valore. I russi hanno vissuto in questo modo il bombardamento illegale della NATO contro la Serbia, così come tante altre scelte dell'Occidente. Non c'è una condanna della scelta dell'Occidente, c'è semplicemente un tentativo di interpretare il sentimento russo, cercare di comprendere come mai così tanti russi sostengano la guerra in Ucraina, e la risposta è una delle risposte, chiaramente una delle ragioni è che i russi non hanno fatto altro che arretrare nella scena internazionale da quando è caduto il muro di Berlino, e a questo arretramento in molti casi ha corrisposto un avanzamento del blocco occidentale. Quindi non soltanto la Russia, questo ci dice la documentazione storica, è arretrata, ma in alcune parti del mondo questo arretramento è stato colmato dalle forze occidentali. Quindi ho parlato delle 2 ondate espansive della NATO, quella del 1999 e poi quella del 2004, dove emerge in maniera molto nitida di come l'arretramento della Russia abbia corrisposto a un avanzamento della NATO, creandosi quel cosiddetto gioco a somma zero, dove arretro io, avanzi tu. Questa, diciamo, è una delle ragioni. Sì. Chiederei anche come va a finire, secondo lei. Si può fare una previsione, sicuramente non finirà domani o dopodomani. Questa è una guerra che andrà sempre a peggiorare, quindi se lei mi chiede una previsione di qui ai prossimi mesi, la mia previsione è che le devastazioni aumenteranno, i morti aumenteranno, il paese sarà sempre più distrutto e il rischio di un'internazionalizzazione del conflitto aumenterà nei prossimi mesi anziché diminuire. E questo è purtroppo il dato che registriamo. Io direi che per ora dal Consiglio regionale è tutto, vi restituiamo la linea, ringraziamo naturalmente il professore per la sua pazienza, grazie. Grazie Filippo Fois, grazie al professor Rossini. Vorrei aggiungere che si rispettano le posizioni di tutti e le posizioni sull'Ucraina sono in maggioranza a favore di un paese sovrano che è stato invaso da un altro paese che ha scatenato una guerra, però le opinioni di tutti vanno rispettate. Non capisco da giornalista
che crede nella libertà di espressione, nel pluralismo, il motivo per cui rispetto alla presenza di un accademico in un consiglio regionale che esprime le sue idee ci siano politici che non accettano di ascoltarlo. Dicono che non sia censura, è qualcosa del genere, è intolleranza, è come dire, indifferenza per coloro che hanno delle opinioni diverse dalle nostre. Diceva Voltaire: io sono disposto anche a morire purché tu possa dire cose su cui io non sono d'accordo. E mi aggancio a quanto è accaduto ieri ai mondiali di scherma, un confronto tra un'atleta ucraina e una russa. Ha vinto l'Ucraina, vediamo le immagini, ecco la stoccata vincente dell'Ucraina, ma poi questa ragazza, questa atleta, si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria. Vedete, tiene la mano sul petto, probabilmente giustifica il motivo per cui non le stringe la mano, e allora l'unica riflessione che si può fare è che a quel punto l'atleta ucraina non avrebbe nemmeno dovuto incontrare la russa. L'ha incontrata, ha vinto. Le regole dello sport prevedono che non ci siano gesti di questo genere e appunto non a caso questa atleta ucraina è stata squalificata. Allora andiamo avanti con la cronaca. Zanzare positive al virus del West Nile nel Padovano, l'appello dei sindaci a non trascurare le misure di prevenzione in città e in provincia per impedire il diffondersi dei pericolosi insetti che la scorsa estate hanno provocato alcuni morti per molte infezioni. Servizio della nostra redazione di Padova. Zanzare positive al virus West Nile sono state individuate tra Selvazzano e Teolo. Rispetto all'anno scorso, al momento non si registrano casi di passaggio del virus tra l'animale e l'uomo, ma resta alta l'attenzione con l'USL Euganea, che ha chiesto ai comuni di mettere in campo tutte le azioni possibili di prevenzione per il contenimento dei cluster e tutelare la salute pubblica. Il comune di Padova ha emanato a marzo la prima ordinanza riguardante le misure per la lotta alle zanzare, aggiornata poi a maggio, che contengono indicazioni e prescrizioni sulle modalità per effettuare un'efficace disinfestazione, oltre che i consigli per proteggersi dalle punture rivolte a tutti i cittadini. Intanto in questi giorni ci sarà una disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche, nei parchi, nei fossati e nelle caditoie stradali. Anche i cittadini possono fare la loro parte, evitando di lasciare ristagni di acqua nei sottovasi, luoghi fertili per la proliferazione delle zanzare, soprattutto in questi giorni in cui le piogge sono state copiose. Il comune di Padova inoltre mette a disposizione gratuitamente le pastiglie larvicide ritirabili nelle sedi di quartiere o dell'URP. Il Trentino ha preso una decisione, quella di abbattere dei lupi. L'altopiano di Asiago a questo punto spera in un cambio di rotta nella gestione degli animali selvatici dopo l'ennesima estate di predazioni. Mentre sull'altopiano dei 7 comuni le predazioni dei lupi nelle malghe si moltiplicano con allarmante regolarità, i dirimpettai trentini sfoderano un'ordinanza destinata a far discutere. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un provvedimento per l'abbattimento di 2 lupi nella zona di Malga Boldera, nel comune di Ala. L'ordinanza è stata vagliata dall'ISPRA, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ed è arrivato il via libera proprio a causa dell'alto numero di predazioni negli alpeggi della zona. L'ISPRA ha precisato che si tratta di un provvedimento sperimentale, ma è comunque un passaggio storico nella gestione dei lupi e ha causato molte polemiche in tutto il paese. La notizia è arrivata rapidamente anche in altopiano, destando l'attenzione di cittadini e amministratori. Che sia il primo passo verso quello che è una conciliazione, o meglio quello che è l'equilibrio tra questi grandi carnivori e la convivenza con l'essere umano.
L'altopiano vede quindi nella decisione di Fugatti approvata dall'ISPRA un primo spiraglio per un cambiamento di rotta nella gestione del lupo, dopo anni di richieste inascoltate da parte degli allevatori, dei sindaci e dei cittadini del territorio. Da un pezzo ve lo dico ormai che il lupo non è più un predatore a rischio di estinzione, ma bensì è oggi in forte espansione, tant'è vero che ci sono avvistamenti anche nelle città e addirittura anche in qualche località marittima, quindi bisogna metterci in mano a questo piano nazionale del lupo e chissà che Fugatti sia la prima pietra miliare per aprire finalmente, buttare giù questo muro di omertà e di non visione a favore anche dell'essere umano. In regia questa mattina Tony Esposito e Fabio Falliero. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo di nuovo con Focus TG. State con noi. Allora, vi dicevo prima un fatto di cronaca inquietante. A Valle di Cadore c'è stato un uomo armato di macete e accetta che ha minacciato delle persone che erano per strada, dei passanti, e quindi ci sono stati attimi di panico. Vediamo, ci sono delle immagini che arrivano, eccole qua, vediamo le immagini, Tony, si vede l'uomo in mezzo alla strada che armato di macete e accetta minaccia i passanti, anche degli automobilisti. Qui vediamo l'intervento dei carabinieri, vediamo di capire da queste immagini pubblicate dal Corriere del Veneto, se non ho visto male, come è finita. Probabilmente è stato poi bloccato e messo nella condizione di non fare danni, perché parlavamo appunto di matti che girano e che fanno questo e altro, e ancora una volta si tratta di un migrante. Andiamo a Vicenza adesso perché Luisa Bertini ci racconta con Giacomo Possamai come stanno andando i lavori dell'alta velocità, che è entrata nel vivo, ci sono i cantieri aperti, si lavora a pieno ritmo, ovviamente interventi che richiedono grande attenzione, che sono stati al centro anche di scontri politici. Sentiamo in diretta ancora col sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Luisa Bertini, a te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai per parlare di TAV, perché ieri una firma importante che riguarda un contratto per i lavori dell'attraversamento di Vicenza, quindi 1,82 miliardi di euro. I mesi stringono quando inizieranno i lavori, e da qui in avanti cosa dobbiamo aspettarci per la rivoluzione che attraverserà Vicenza? Buongiorno a tutte e a tutti. Realisticamente i lavori inizieranno tra un anno, però con la firma del contratto partono una serie di attività, per esempio di indagini esplorative, di analisi da parte del concessionario, della realtà che realizzerà poi i lavori. Quindi insomma si avvicina la fase dei lavori, perché ripeto ormai manca poco più di un anno. Che cosa cambia? Cambia sostanzialmente che adesso per esempio è chiaro quali saranno gli espropriati, cioè quindi quali saranno le persone a cui sarà chiesto di lasciare la propria abitazione con un indennizzo, chiaramente, quindi per il comune parte una fase diversa. Noi a queste persone vogliamo stare a fianco, per cui abbiamo chiesto di inviare lettere di esproprio soltanto dopo che li avremo incontrati uno ad uno, e sarà un'attività che faremo nelle prossime settimane per stare appunto a fianco ai cittadini, perché è chiaramente un impatto molto forte questo, quello di perdere la casa. E poi c'è tutta la questione legata ad interventi ulteriori che noi abbiamo chiesto ad RFI di modifica rispetto a quello che è attualmente il tracciato previsto. Ecco, tracciato ovest, diciamo quali sono questi interventi, migliorie che avete richiesto? Parliamo della parte ovest, sulla quale secondo noi in questi anni c'è stata troppa poca attenzione, tanto che evidentemente molte delle richieste che aveva fatto la città non sono state accolte. Sono state accolte alcune osservazioni, alcune modifiche che sono importanti, noi ne abbiamo chieste altre. Per esempio abbiamo chiesto che la stazione stia in superficie e non sia sotterranea come nella progettazione che abbiamo oggi. Abbiamo chiesto una soluzione per Ponte Alto, che è un nodo complicatissimo, oggi di fatto starebbe giù per 2 anni,
bloccando la viabilità ad ovest e senza una viabilità alternativa sufficientemente capiente e sufficiente appunto per accogliere tutto il flusso di auto e di traffico pesante che c'è in quella zona. Quindi stiamo chiedendo o di trovare un modo per non abbattere per 2 anni il cavalcavia, oppure di inserire una viabilità alternativa sufficiente da questo punto di vista. E poi l'impatto sui ferrovieri, quindi tentare di mitigare via dell'Arsenale, che sottopassa la ferrovia in zona ferroviaria e che quindi porta una strada molto vicina alle case, un impatto molto forte. Noi stiamo chiedendo di coprire questa strada in modo tale che con pannelli fonoassorbenti, in modo tale che l'impatto sulle case sia molto più debole. Insomma, una serie di interventi importanti. La discussione andrà avanti fino a settembre, abbiamo già fatto una commissione territorio su questo. Speriamo, ma siamo convinti, perché siamo determinati, che i ricavi del RFI possano accogliere le nostre richieste. Ecco, l'altro nodo che è stato sollevato soprattutto, diciamo, dalle città che attualmente sono interessate dai cantieri è la tempistica per le cantierizzazioni proprio. È chiaro che il tema del rispetto dei tempi è cruciale, già saranno tanti anni, perché saranno circa 10 anni complessivamente tra parte ovest e parte est. Noi vigileremo e soprattutto stiamo chiedendo a Dirica il rispetto assoluto dei cantieri. Io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Alcuni lavori sono già stati realizzati, ovviamente tra un anno che i cantieri saranno del tutto aperti e dopo gli espropri ovviamente i lavori andranno avanti a pieno ritmo, questo nelle previsioni dell'amministrazione comunale di Vicenza. Sempre a proposito di migranti, ancora una notizia: controlli antidroga della squadra mobile di Padova, è stato arrestato un ricercato tunisino. Nascondeva la cocaina sotto il cuscino di una stanza di un bed and breakfast di Piazzola sul Brenta. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 32enne tunisino pregiudicato trovato all'interno della struttura ricettiva durante un controllo per verificare la correttezza delle comunicazioni degli alloggiati. I poliziotti hanno perquisito la stanza dello straniero, che alle spalle ha numerosi precedenti per furto, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di droga, nonché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Padova. Il 32enne era in compagnia di un connazionale 17enne irregolare che è stato denunciato. Sotto il cuscino è stato trovato un etto di cocaina in sasso e quasi 1.000 euro. Guai anche per il titolare dell'agriturismo, sospesa per 30 giorni la licenza dopo aver riscontrato numerose violazioni in materia di autorizzazioni. È stato nominato dal pubblico ministero Marco Brusegan il consulente che dovrà effettuare la perizia balistica relativa alla sparatoria di vicolo Castelfidardo a Padova, dove il 14 luglio scorso era stato ucciso il 54enne stalker albanese Haxhi Kollaku. I colpi sono stati sparati da un carabiniere intervenuto per bloccare l'uomo, che aveva investito con la sua auto un altro militare spaccandogli le gambe e avventandosi su di lui con un coltello. Anche il legale del carabiniere che ha sparato, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ha nominato un perito di parte per effettuare l'esame balistico. Il militare ferito è ancora in terapia intensiva, in ospedale è stato sottoposto a nuovi interventi nel tentativo di salvargli la gamba ferita in modo grave. Haxhi Kollaku quel giorno, nonostante il divieto di avvicinamento, era tornato a tormentare l'ex moglie, e qui siamo ovviamente ai reati compiuti dagli stalker irriducibili. Andiamo adesso di nuovo da Daniela Sizzia, sempre sul delitto Ceschin, perché l'avvocato Pio Romano ci dirà qual è la posizione dell'amante del presunto mandante di questo delitto, Enzo Lorenzon, che è in carcere. Sentiamo in diretta Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso. Buongiorno ai telespettatori. Dal carcere di Treviso ci siamo spostati qui al Tribunale, dove è arrivata Delise Lorenzo dal carcere La Giudecca per l'interrogatorio di garanzia, assistita dall'avvocato Giuseppe Pio Romano. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, intanto, che cosa è successo oggi? Si è avvalsa dalla facoltà di non rispondere? Assolutamente sì, ha reiterato quella sua manifestazione di volontà, dopodiché ha ribadito ulteriormente, come nella precedente convalida, di essere totalmente estranea ai fatti. Ecco, adesso che cosa accadrà? Quali saranno le vostre prossime mosse?
Intanto abbiamo fatto richiesta di affievolimento della misura, tenuto conto delle esigenze dei familiari e della possibilità di avere anche gli arresti domiciliari con il braccialetto che potrebbero essere tutelanti ove dovesse essere pensato diversamente da altri, nel senso che pericolo di fuga non ce n'è perché vive in Italia e c'ha il bambino. Reiterazione del reato non penso che si possa essere, come dire, indagati per decine di soppressioni muliebri e l'inquinamento delle prove assolutamente, perché ormai è stato spazzato tutto via da quanto hanno fatto gli inquirenti. Quindi. Senta, lei continua a dire comunque di non sapere nulla di questa vicenda. Assolutamente sì. Adesso ci sarà anche l'istanza al Tribunale del riesame da parte sua? Certo, la presenterò proprio l'ultimo giorno. Lei torna in carcere, è serena, come sta? È abbastanza scioccata sotto il profilo della grandezza e della pesantezza della cosa rispetto al suo comportamento di vita. Cioè dire, se una persona sa di essere colpevole la vive fingendo a se stessa, ma comunque la vive in una certa maniera. Se una persona sa di essere innocente, come dire, pesa molto di più. Grazie davvero avvocato, grazie. Da Treviso qua è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, l'avvocato Pio Romano. Torniamo a Venezia in Consiglio regionale perché è stata tenuta da poco la Lectio Magistrali del professor Alessandro Orsini, che ha provocato una spaccatura all'interno del Consiglio regionale. Sentiamo Filippo Fois che è insieme a Luciano Sandonà che ha invitato il professor Orsini. A te la linea, Filippo. Esatto, Luciano Sandonà ha invitato il professor Orsini, non è stato facile tra l'altro che accettasse, lei mi diceva che generalmente non accetta questi inviti, ci ha lavorato per 3 mesi. Sì, abbiamo lavorato bene, però c'è una grossa soddisfazione oggi per aver portato qui il professor Orsini che ci ha illustrato tutta la complessità di quella che è la crisi attuale. Invece la crisi che si è verificata qui in Consiglio regionale, la chiamiamo così crisi tra virgolette, anche i vostri alleati Fratelli d'Italia hanno detto addirittura c'è stata la disposizione ai consiglieri regionali di non entrare qua dentro. Ma direi che è una polemica un po' giornalistica, un po' montata d'arte. Io credo che avrebbero fatto invece bene a venire, perché così avrebbero capito meglio anche quello che sta alle spalle della guerra e della crisi ucraina, perché il professore ha elencato i motivi di tutto ciò che è successo, diciamo, negli ultimi 20 anni. Prima parlavamo per dire come sono poi anche diverse le opinioni e come si possano cambiare, che quando c'era stata l'invasione della Crimea il Veneto aveva votato contro le sanzioni alla Russia, mentre il professor Orsini era a favore delle sanzioni. Poi il Veneto comunque ha nuovamente votato a favore delle sanzioni della Russia quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, insomma c'è sempre stato... Il Veneto ha condannato l'aggressione, l'invasione della Russia in Ucraina. Il Veneto ha fatto questo tipo di voto. La condanna delle sanzioni è stata in un momento storico in cui altri consigli regionali si erano espressi in linea con quello che era stato anche quello che ci era stato chiesto dai Confindustria e dalle varie categorie economiche. Tutto ciò ha nuociuto gravemente a quelli che sono sempre state le alternative dell'Italia. Certo, abbiamo con le sanzioni, ripeto, siamo andati contro i nostri interessi, sia in Italia che in Europa. E non solo. Senta, Sandonà, lei ha detto che generalmente il professore non viene mai, come ha fatto a convincerlo? Chiedo quest'ultima dietro le quinte. Perché è venuto proprio qua a Venezia? Perché evidentemente ha avuto delle rassicurazioni intorno a uno spazio libero dove aveva avuto indipendenza di parola, libertà di parola e anche una certa autonomia su quello che poteva dire. L'ha spiegato molto bene anche, che è quello poi che è alla base della ricerca scientifica. Lui è un professore emerito di un'università importantissima in Italia che è la LUISS, ha sempre tratta solo di questi temi, delle crisi internazionali, si è trovato al centro del dibattito e
di grandi critiche, soprattutto in questo periodo della guerra in Ucraina, perché sappiamo quali sono gli interessi alle spalle, diciamo, della guerra in Ucraina, e se ne stanno rendendo conto anche gli italiani e gli europei. Non è esattamente quello che ci viene raccontato, diciamo, da una certa letteratura del blocco occidentale, ciò che emerge nella testa e nelle menti degli italiani e degli europei. E non siamo contro i vaccini, non siamo gente che vede gli UFO, non siamo persone di questo genere. Bisogna approfondire, insomma, gli Abbiamo eventi. La libertà di pensiero, dobbiamo difendere la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di informazione in questo Paese, che è in grave pericolo. E l'abbiamo visto anche con queste polemiche così di bassissimo profilo che sono avvenute in questi giorni in Consiglio regionale. Bene, qui invece i microfoni sono aperti, per cui ringraziamo Luciano Sandonà e anche il professor Rossini, che prima abbiamo intervistato lungamente, e direi che da Venezia per ora è tutto. Grazie molte, grazie a Filippo Fois e al consigliere Luciano Sandonà. Abbiamo parlato prima di quello che è successo nel comune di Bassano del Grappa per quanto riguarda la vicenda San Lazzaro, con un voto contrario a quel progetto di ampliamento delle imprese arrivato a tarda notte. Invece a Castelfranco Veneto, dove il sindaco Stefano Marcon si era dimesso e si era dimesso anche da presidente della provincia di Treviso, si è visto il sindaco poi tornare sui propri passi, ha ritirato le dimissioni e adesso ha avuto la fiducia del Consiglio Comunale che aveva chiesto. Vediamo. Dopo il Consiglio Comunale che ha rinnovato la fiducia a Stefano Marcon, per il sindaco si apre una nuova stagione, sicuramente difficile. Prima questione quella di ricostruire la giunta dopo le dimissioni nei giorni scorsi di Stefania Guidolin e Franco Pivotti e lo scorso ottobre di Roberto Filippetto. Ci sono 3 caselle da andare a riempire. Sto facendo alcune valutazioni e io credo che a breve riusciremo a trovare la quadra per ricomporre la giunta e trovare delle figure che, delegate dal sindaco, porteranno avanti le singole deleghe. Altra questione che peserà sui prossimi mesi, il fatto che la maggioranza che sostiene Stefano Marcon conta su un solo voto in più ed il rischio di andare sotto è dietro l'angolo. Il tempo è ancora lungo e può succedere che ci sia qualche malattia o qualche assenza giustificata, succedono, no? Che mica possono essere sempre tutti presenti. Certo è che l'impegno che ci siamo presi è un impegno di responsabilità e quindi con la dovuta concertazione io conto che di volta in volta, quando arriveremo in Consiglio Comunale, si arrivi con la certezza dei numeri. Poi vedremo cosa succederà. La situazione politica nella città del Giorgione non è delle più tranquille. Marcon è comunque ottimista. Io credo che se ci sarà invece la volontà di entrare nel merito di ogni singolo progetto, non è detto che non si possa trovare la condivisione anche di altre forze politiche. Ci confronteremo e di volta in volta affronteremo i punti che verranno messi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con la serenità che abbiamo riacquisito. Servizio di Marta Marangon. La questione dell'ambulatorio dei ferrovieri a Vicenza, il capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Marco Zocca, attacca pesantemente il centro-sinistra. Vediamo. Una riqualificazione importante, sì, perché dal 30 aprile le dimissioni dei 3 medici di base che garantivano il servizio a più di 4.000 cittadini del quartiere Ferrovieri aveva messo la gente in stato di agitazione, soprattutto i più anziani erano preoccupati. L'organizzazione del servizio è dell'Ulsotto, ma la palazzina di via Fincato che ospita l'ambulatorio è di proprietà comunale. Per questo ai cittadini allarmati l'allora sindaco Francesco Rucco aveva assicurato di essere pronto a riqualificare lo stabile. Oggi la nuova amministrazione di centrosinistra ha ereditato questo impegno, riqualificare la palazzina che per l'autunno prossimo dovrebbe essere pronta a ospitare 3 medici di base, dando una risposta a 4.500 cittadini. Ma con l'assestamento di bilancio si accende la polemica politica. All'interno dell'assestamento di bilancio il sindaco Possamai annuncia 300 piccoli interventi in tutta la città.
Peccato che il sindaco si sia dimenticato dell'intervento più urgente e più importante, soprattutto per il quartiere dei Ferrovieri, ovvero il progetto da 71.000 euro di sistemazione degli spazi per l'apertura dell'ambulatorio dei medici di base. Questo per noi era un intervento prioritario sul quale ci siamo impegnati e che sarebbe stato da parte nostra fatto immediatamente. L'amministrazione Possamai in questo momento se ne dimentica e ci tocca constatare che questo intervento verrà quindi procrastinato nel tempo, mettendo in crisi la futura riapertura del servizio dei medici di base all'interno del quartiere dei Ferrovieri. Un controllo dei carabinieri ha portato all'arresto di un 51enne a Campo San Martino accusato di coltivazione e spaccio di stupefacenti. Stava transitando con l'auto nel comune di San Giorgio delle Perti che il 51enne di Campo San Martino, arrestato dai carabinieri al termine di un controllo. Dopo aver trovato nell'auto del materiale sospetto, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Nella casa del 51enne è stata scoperta una vera e propria piantagione con 14 kg di marijuana pronti per essere essiccati, oltre a 5.000 euro in contanti. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza per coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Per fortuna il tempo è migliorato, però insomma, questi eventi climatici estremi poi producono dei danni enormi ai raccolti e l'agricoltura vicentina fa i conti con le grandinate dei giorni scorsi, danni a colture di mais e vigneti. Emergenza maltempo che ha colpito negli ultimi giorni il territorio vicentino, mettendo in ginocchio l'agricoltura alle prese con la conta dei danni. Grandine e vento hanno sferzato le campagne danneggiando le produzioni di grano, ortaggi, barbabietole, frutta e vigneti, ma anche alberi divelti, serre distrutte e strutture agricole con tetti sfondati. Grandine che la scorsa settimana si è abbattuta nel territorio vicentino con chicchi grandi come arance che hanno colpito i territori di Costa Bissara, Caldogno, Isola Vicentina, Monticello, Conteotto, mettendo in difficoltà le colture di mais e soia. Evento che si è ripetuto poi, seppur con minore intensità, anche in settimana, con segnalazioni stavolta dalla zona ovest verso Verona, in particolare da Lonigo. Quest'anno, ancora una volta, siamo qui a contare i danni di un'ulteriore grandinata, quella di lunedì scorso, che ha colpito una parte della provincia di Vicenza, in particolare la zona della Vagliona, di Montebello, Sarego e i comuni limitrofi. I danni sono da stimare, ma sono sicuramente importanti, sono sulle colture in atto, in particolare su mais e sul vigneto. Ricordiamo agli agricoltori di effettuare le denunce e di comunicare agli enti proposti tutti i danni subiti. Meteo instabile, rovesci previsti anche per i prossimi giorni e a preoccupare il comparto agricolo non è solo la grandine, seppur rappresenti l'evento climatico più temuto in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca le coltivazioni, ma anche le scottature di caldo. L'alternanza di eventi meteo estremi come maltempo e ondate di caldo africano rischiano di bruciare letteralmente frutta e verdura, dai meloni alle angurie, dai pomodori alle melanzane, compromettendone il raccolto. Diamo ancora qualche titolo dai giornali locali, questo è il Gazzettino. Ex velina sulle Dolomiti in elicottero, Mauro Corona furibondo, non c'è una legge che impedisca queste pagliacciate, avesse scalato la montagna l'avrei rispettata. E poi vacanze da incubo per 5 sacilesi dal volo low cost di 90 al Salasso di 900 euro e c'è un'impennata proprio generale delle tariffe aeree. Invece sconto sugli abbonamenti del trasporto pubblico scolastico, la provincia di Vicenza ha stanziato 400.000 euro per andare incontro alle famiglie di oltre 12.000 studenti che ne fruiranno. Vediamo.
400.000 euro stanziati dalla provincia di Vicenza per ridurre lo scalone creato dai rincari delle tariffe degli abbonamenti del trasporto pubblico scolastico extraurbano. Aiuto alle famiglie che fa da contraltare agli aumenti stabiliti dall'ente di governo alla luce dei maggiori costi di gestione e che abbatte il costo dell'abbonamento di 1/4 di quello che è l'aumento. Una boccata d'ossigeno per i 12.000 studenti che ne fruiscono annualmente e che si troveranno a pagare, ad esempio, per quanto riguarda una terza classe di chilometraggio, 417 euro invece di 439 per un abbonamento. Avranno quindi uno sconto di 22 euro. Questi 400.000 euro che la provincia stanzia dal proprio bilancio per appunto andare a calmierare l'aumento riguardano tutte le classi, che è una novità, quindi in tutte le classi che sono sostanzialmente le classi chilometriche di distanza dell'extraurbano. E l'altra novità è appunto la consistenza dell'intervento, perché l'anno scorso all'incirca l'intervento era stato di 200.000 euro. Buone notizie per i circa 1.700 studenti che oltre all'abbonamento del trasporto extraurbano acquistano anche quello urbano. Lo scorso anno questa spesa in più ammontava a 60 euro, quest'anno il costo è stato dimezzato a 30. C'è stata una diminuzione, un dimezzamento sostanzialmente di quella che è l'integrazione tra l'urbano e l'extraurbano, quindi del sovrapprezzo che si paga nel momento in cui si passa dal servizio urbano a quello extraurbano per il trasporto e viceversa, quindi dall'extraurbano all'urbano, e quindi c'è stato un dimezzamento di queste integrazioni necessarie di tariffa del titolo di viaggio. Intervento di sostegno alle famiglie ma anche di promozione della mobilità pubblica. In questo momento, con l'abbattimento che otteniamo grazie a questo incentivo, siamo al di sotto della media regionale con le tariffe che proponiamo agli utenti. Vediamo il titolo del Corriere delle Alpi sulla vicenda di Valle di Cadore, cioè l'uomo che ha brandito accetta e macete minacciando le auto e tutti coloro che stavano passando. Vedete la foto in cui viene circondato dalle forze dell'ordine e alla fine è stato arrestato. Per fortuna non ci sono stati spargimenti di sangue. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Andiamo a Rosà, dove era scoppiata la polemica della pasta asciutta antifascista, però giriamo pagina e vediamo invece la consegna del tratto ciclabile, la nuova pista ciclabile tra via Rigoni e via Roccolo. Rosà si conferma regina ciclopedonale. Sarà pronta entro metà agosto la pista ciclabile tra via Rigoni e via Roccolo, un tratto immerso nel verde che rientra nel piano di piste per il progetto Ciclopolitana. Pista ciclabile di via Rigoni è un altro intervento che va a migliorare la viabilità ciclopedonale all'interno del nostro territorio. Una pista ciclabile di 400 metri, lineare all'interno del paese, nella parte centrale, nella parte ovest centrale di Rosà. Un intervento importante soprattutto per mettere sicurezza e per dare un percorso alternativo di chi si sposta da nord verso sud del centro di Rosà. Un intervento dal costo di 130.000 euro, una pista ciclabile che unisce i tratti più a nord e sud già realizzati o in previsione. Dobbiamo concludere, avviare la gara soprattutto per quanto riguarda la conclusione della pista ciclabile di via Roncalli praticamente, che andrà a congiungere la parte nord da via Roccolo a San Pietro, e poi abbiamo già avviato richiesta in provincia di un contributo per quanto riguarda il prolungamento della pista ciclabile che va dalla rotatoria delle 4 strade fino praticamente alla rotatoria della Scappa-Caging all'interno del comprensorio. Restiamo nel Bassanese, domani si chiude l'estate 2023 del progetto Ci sto a fare fatica, più di 1.000 ragazzi che hanno aderito a questo progetto. ...112 giovani e 122 squadre sono i numeri dell'edizione 2023 del progetto Ci sto a fare fatica.
Quest'anno Ci sto a fare fatica è cominciato dal 12 giugno e finisce domani, il 28 luglio, 7 settimane complessive. Quest'anno i partecipanti sono stati oltre i 1000, si è allargato anche oltre sia i confini regionali, andando un po' a espandersi un pochino in altre regioni, oltre il Veneto, e quindi comprendendo anche una rete nazionale importante. Le magliette rosse, sporche di colore, raccontano l'impegno di questi ragazzi, il loro lavoro, la loro fatica. Questa settimana abbiamo fatto un murales nella biblioteca, è stata un'esperienza molto bella, interessante e anche divertente. Utile per i ragazzi se hanno bisogno dei libri scolastici, e ci danno un buono speso, buono dei libri. È stata un'esperienza molto bella, ho fatto solo 2 settimane quest'anno, ma lo farei ogni anno. Un'edizione record per l'iniziativa che ha coinvolto 16 comuni dell'area bassanese. Vedere questi ragazzi impegnati nella manutenzione, nel decoro, nella pulizia del territorio è un esempio di senso civico anche per tutti gli altri cittadini del nostro territorio, quindi assolutamente un'esperienza positiva sia per i ragazzi ma anche per tutto il territorio. Una notizia che arriva da Venezia: è stata ritrovata una preziosissima anfora risalente a più di 2500 anni fa. C'è stata oggi la consegna da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Un'anfora attica a figure nere risalente al 500 a.C. e attribuibile al cosiddetto gruppo di Leagros, al quale si attribuiscono vasi prevalentemente caratterizzati da figurazioni di carattere eroico, spesso tratte dai poemi omerici. L'anfora, sequestrata nel settembre 2022 dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, è stata consegnata al direttore regionale dei Musei del Veneto, Daniele Ferrara, presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Il prezioso reperto presenta sul lato principale la raffigurazione di Apollo Citaredo stante tra 2 muse. Il lato opposto ritrae al centro un guerriero stante munito di elmo e scudo rotondo, fiancheggiato da 2 arcieri. Sul fondo esterno è presente un segno alfabetico graffito post cottura. Si tratta di un dettaglio raro, verosimilmente connesso alla fase di commercializzazione del prodotto. Secondo la normativa vigente, sui beni archeologici provenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano si prevede una presunzione di appartenenza allo Stato. Stanno andando a ruba i kit antigrandine per proteggere le auto che sono state sforacchiate da palle da tennis di ghiaccio. Ma ci sono altre iniziative. A Vidore, nei Colli del Prosecco, si sta facendo la conta dei danni, soprattutto dove siamo stati in zona Colbertaldo, tra le aree più colpite. Il sindaco Mario Bailo ci ha spiegato come funzionano i cannoni antigrandine che da quasi 15 anni sono operativi in zona. Sindaco, questo è uno dei cannoni antigrandine attivi sul territorio di Vidor, che sono 3. Come funzionano e da quando sono in azione? Beh, sono parecchi anni che sono installati qui, penso oltre 15 anni che sono installati qua, che io a memoria così ricordo. E funzionano con il gas propano e vengono comandati a distanza tramite un'app apposita che un coltivatore qua in zona li aziona quando ci sono le previsioni per un arrivo di un temporale o comunque della grandine. E di solito funzionano? Sì, funzionano, sì. Si percepiscono i botti anche a distanza, però funzionano, perché ricordo io qualche temporale che magari si vedeva brutto e così, con la entrata in funzione di questi cannoni veniva un po' disciolto, tranne che questa volta purtroppo che non è stato così, perché erano entrati in azione prima del temporale, però veramente era una roba eccezionale che i cannoni non hanno avuto l'effetto proprio, diciamo, che dovevano avere, insomma. Ecco, perché nelle settimane scorse erano entrati in azione e si diceva che avevano in qualche modo funzionato quando aveva colpito inizialmente il Montello, la zona di Pederobba, Covolo. Sì, infatti era così, è veramente così. Quando parliamo di
2 settimane fa, 2 settimane e mezza fa, che colpiti appunto la destra Piave e anche altri paesi, qui con l'azione di questi io credo che abbiamo evitato la grandine qui nel nostro territorio, insomma, di Vidor, ma anche nella zona di Valdobbiadene, Fara di Soligo, perché entrano in azione anche negli altri comuni. Quindi possiamo dire che potrebbe essere questa una tecnologia da implementare, quindi magari focalizzarsi di più anche a livello amministrativo, pubblico, politico, governativo su questo genere di dispositivi. Certo, bisognerebbe però avere la certezza certificata che sia così, perché queste azioni che fanno questi canoni non noi capiamo dall'esperienza che funziona, però secondo me bisognerebbe che anche appunto gli enti tipo il consorzio, tipo le associazioni di categoria si facessero carico e magari implementare. Ovviamente non è piacevole prima di un temporale sentire questi botti, magari ci sarà della gente che darà anche fastidio, però insomma se l'efficacia è vera valerebbe la pena incrementare. Il fine giustifica il mezzo, si usa dire, e questo è quanto per oggi. Grazie per averci seguiti, ci rivediamo stasera alle 21:15 a Focus. Buona giornata.